Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto, ma che tutti voi avete bisogno. Qui con noi oggi abbiamo una leggenda, uno dei primi rapper della provincia di Venezia, che anche a me ha molto ispirato all'epoca. Abbiamo qui con noi Masseo. Ed eccoci qui con il Masseo. Come stai? Come va? Bene, bene, ti ringrazio per leggenda, però vabbè, mi Insomma, accontentavo anche di molto meno. è una roba incredibile qua nei nostri studi. Come stai intanto? Tutto bene? Bene, tutto bene, si prosegue, non ci facciamo mancare nulla e Allora, tu sei un classe 84. 84, quindi ne hai molte da raccontarci. Ascolta, io vorrei chiederti un po' in velocità perché avrai un sacco di cose da dire. In breve, da dove nasci, in che contesto, fino a quando scopri insomma l'hip hop e il rap, perché come ho detto prima è stato uno dei pionieri, uno dei primi a portare l'hip hop nella provincia di Venezia. Sì, possiamo dire di sì. Io nasco, vabbè, in un paese di provincia, provincia di Milano, qua, in Veneto, provincia di Venezia, e famiglia normale dei tempi, quindi papà lavoratore, mamma casalinga. eh, Mi ritengo fortunato di essere nato in questo paesello perché comunque ha permesso anche una determinata evoluzione nel modo di pormi, nel modo di stare con le persone. Sai, un po' quei paeselli dove ci sono delle regole, dove c'è un determinato rispetto, dove ti insegnano un po' la vecchia scuola di come stare cioè vivere e stare con gli altri, ecco. Quindi un po' questo paesello piccolo, però che dentro aveva tutto, un bel gruppo di persone, siamo sempre stati abituati a stare con persone più grandi, con ragazzi più grandi e anche più giovani di noi, quindi questo mi ha formato un po' per non avere problemi nel condividere una serata con gente più vecchia di me, più giovane di me, ci hanno sempre insegnato che fa sempre un po' bagaglio di esperienza condividere qualcosa anche con chi magari è più vecchio di te o più giovane di te, quindi nuove generazioni, novità, eccetera. Quindi una continua evoluzione. E mio padre, vabbè, mia madre casalinga, una mamma, non ho niente da dire nei suoi Aspetta, confronti. grigetto, aspetta, dopo sistema. Occhio, se che tenere più te di sbassi di audio potentissimi, cioè certi Vedi. bassi, certi alti, magari sto anche avvicinarti un fiato, perché a volte Ma ti parli più veloce, a volte più... Boh. provo un attimo a vedere. Vai pure dopo taglio. E quindi mia mamma, insomma, una casalinga normalissima, mamma, diciamo, mamma perfetta, ecco, insomma, ti accudisce, ti porta in giro, ti porta a scuola, è presente. Papà, gran lavoratore, quindi tanti pomeriggi passati con lui. Mio papà aveva la passione per la musica e per la tecnologia, quindi collezione assurda di CD e, e comunque i primi Commodore, i primi Atari, i primi Amiga, quindi comunque da lì nasce un po' gli ingredienti che poi mi hanno portato a essere e a fare quello che ho fatto, insomma. E, Quindi boh, più o meno a che età è che ti viene sto pallino, che ti appassioni della musica, che la scopri anche soprattutto a quei sì, tempi? diciamo che vabbè, insomma, a casa mia c'era sempre musica e soprattutto la domenica mattina, quando c'era un po' tutti a casa, mi svegliavo sempre con la musica, rock, qualcosa di sperimentale, mi ricordi Tubular Bells, che è, penso la cosa più sperimentale dei tempi, canzoni che duravano 20 minuti, mezz'ora, robe assurde. E mio papà andava sempre in un negozio di dischi e, e comprava ogni mese tot dischi. E lui praticamente a un certo punto, non avendo più dischi rock, più dischi Scusa, metal, proprio dischi vinili?
Dischi, CD? no, allora ha iniziato con i vinili, poi vabbè, io chiamo dischi perché lui, boh, non so Forse se c'erano dice. le musicassette all'epoca. Sì, era partito con le musicassette, però all'epoca poi lui è stato uno dei primi a avere i CD, parlo, boh, forse avevo 10 anni. CD-ROM quindi Sì, proprio. sì, sì, Ah, primissimi, ok. primissimi, lui aveva il lettore CD, primissimi, è stato uno dei primi, non voglio neanche immaginare quanto Adesso li sono abbia pagati. abituati tutto online, tutto digitale, Sì, avere questi dischi è ormai, un'altra cosa. ormai anche i CD sono obsoleti, Sì, stanno sì, tornando sì, un po' i vinili, però vabbè, insomma, sì. stiamo parlando magari di altre passioni un O po'. solo anche per la qualità magari. Sì, sì, tipo un suono più caldo, ecco. Eh, Quindi il negoziante ha iniziato a proporre qualcosa di diverso, tra cui appunto la prima compilation, mi ricordo nel 96, si chiamava Asfalto, una compilation dell'Adidas dove dentro c'era Neffa, c'era gli Articolo 31, alcune robe urban che non mi ricordo, i Casino Royale, fino poi a comprare il CD così com'è degli Articolo 31, non mi ricordo che CD di sottotono, qualche CD americani, Wu-Tang Clan, Tupac, Biggie, e quando ho iniziato ad ascoltare quella roba là ho detto cavolo, sta roba è fighissima, è potente, cioè mi vibra dentro sta roba qua. E lì, capito, qualche pallino, qualcosa, è iniziato, qualche ingranaggio è Però iniziato a dei tuoi muoversi. coetanei, amici che avevi all'epoca, non avevi mai sentito questo tipo di musica. No, ai tempi andava un sacco la dance, la Quindi techno, si eri tipo pensava. l'unico, eri un po' un Calimero, diciamo, delle tue amicizie. Sì, sì, anche perché comunque andavano molto di più i metallari. E quindi Certo, io ero un po' al di fuori. parliamo di fine anni 90 questo, forse no, 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 anche sì, parliamo di metà 90, ecco. metà 90, Metà ok. 90. Però dentro la compagnia, appunto, come dicevo prima, che nel mio paese c'era appunto, si stava con gente più vecchia, gente più giovane, nella compagnia c'era un ragazzo che aveva un anno in meno di me, che andando a casa sua, come si faceva ai tempi, a fare un giro, andiamo a casa mia, beviamo una roba e stiamo là, e aveva il CD, un altro CD di Tupac che io non avevo, un altro CD di Wu-Tang che io non avevo, e ci siamo un po' uniti su sta cosa. Abbiamo iniziato appunto dalle copertine, perché ai tempi i CD quando li aprivi avevano tutte le copertine, tutte le foto dei vari rapper, e abbiamo visto un po' l'abbigliamento. Quindi magari, sai, vai a chiedere il pantalone al mercato da tua mamma con 2 tagli in più. Vai nel negozio di scarpe, c'erano mai, non so, le Reebok Pump Tarocche, vai a prenderle, perché insomma non è che Certo, sì, avessimo sì. chissà che soldi, quindi capitava magari, sai, pittarello dei tempi, la scarpa di marca a pochi soldi la prendevi, se no ti prendevi la tarocca. Però qua Però, parliamo che era le medie alla fine. no, ero ormai alle superiori perché Cioè tu sei 90, 84, 84 si parla del 96, no, beh, lì avevi insomma 12 anni, sono passati un paio d'anni, quindi ok, penso prima prima superiori. superiore, sì, 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 sì. prima superiore, quindi giri in bici, un po' vestiti larghi, eccetera, eccetera, e continuavamo con queste canzoni, quei pochi CD che avevamo, oltretutto commerciali, e non lo sapevamo ai tempi. Alle superiori cosa vai a fare? Che tipo di scuola vai a Io vado a fare? fare l'ITIS, vado a fare un anno all'ITIS a Milano, Levi? Levi, sì, Fatto anch'io, e non mi piaceva per niente come scuola, ok? quindi bocciato, quindi cazzeggio totale, bocciato, mia mamma mi fa, ascolta, vai Giuseppini, quindi Ok. scuola di preti, più pratica, dove al pomeriggio magari facevi ehm, futuri lavori manuali. E anche là, in quel contesto là, c'era altri amici, altra gente che aveva le tue stesse passioni o eri proprio da solo? Allora, c'era qualcuno di un po' più vecchio che qualcosa ascoltava, ma non era appassionato di pop, era appassionato di fare gran festa, quindi molto probabilmente sarà andato a qualche serata Ok. e quindi collegava un po' tutto, c'era un po' un entourage urban, festaiolo dove magari ascoltavi qualcosa di techno di un tipo, qualcosa di pop di un tipo, qualcosa di metal di un tipo, l'importante era far festa. Ok. E quindi sì, non avevo grossi spunti attorno a me. E, tranne quando praticamente
andando in giro per il paese in bicicletta e cantando una canzone di sottotono, mi ferma, arriva sto ragazzo in Vespa che ci fa due parole e insomma, ci saluta come va, cosa si deve fare in dialetto. Quindi eravate sempre te, questo tuo amico, che si può dire chi è, no? Magari. Sì, Mac, Elia, ciao, ti saluto, ti voglio bene, invece mio fratello. Lui c'è stata un po' un'epopea anche riguardo l'hip hop, ma dopo siamo... Quindi eravate voi due che ascoltavate lo stesso genere? Sì, assieme, io e lui eravamo praticamente immersi in quel poco che avevamo, oltre comunque a una situazione da ragazzi dove magari pensavi alla tipa, pensavi a berti qualcosina di nascosto, fumare le sigarette di nascosto. Beh no, forse ai tempi già le sigarette ormai sai, il bere era adolescenza, insomma, dai. Sì, un po' una situazione di adolescenza dove potevi dire qualcosa ancora non lo dicevi ai tuoi, vabbè. Comunque sì. Stavi dicendo questo qua in Vespa che ti ha fermato? Questo qua in Vespa mi ferma e praticamente vede lo stile, mi fa, oh, ma vedo un po' come siete vestiti, ma cosa ascoltate, qualcosa di particolare? Noi sì, pop, fai cosa ascoltate di pop? Questo. Facendo anche un po' i fighi, cioè guarda che noi sappiamo, sto qua ci riempie di merda. Ma ci riempie di merda, questo non è hip hop, tranne per l'americano, quello che ascoltate in italiano non è hip hop, il vero hip hop è... E inizia a dire caos, assalti frontali, colle del fomento, dopo cos'era? ESA, sì, Area Cronica, insomma una valanga, una sfilza di nomi. Il mio amico la prende come... no, un'offesa, però come dire, cioè, sto qua si stava incazzando, che è un po' Mac, un po' insomma, il tuo, quindi capì, insomma. Il suo carattere. Ecco, io invece inizio a pensare a sti nomi e automaticamente li salvo in testa. E ho detto, io voglio sti dischi, io voglio sapere chi sono. E quindi vai, mio papà, quando vai in negozio di dischi, cerca sta roba qua. È contento che mio papà arriva a casa con un pacco di dischi così e non ce li ha. Cavacca, cosa faccio? Perché erano molto di nicchia? Sì, era underground praticamente. Probabilmente quindi lo smazzavano a mano all'epoca, che tipo di CD? Qualcosa sì, ma sicuramente magari i negozi erano più magari a Roma, a Napoli, a Milano, a Bologna, perché ai tempi, adesso tutti sanno che magari il fulcro della trap, dell'hip hop è a Milano, ai tempi era a Bologna. Quindi magari qualche negozio streetwear li vendeva, ma in zona da noi in mezzo al nulla sicuramente non c'era praticamente niente. Non c'era nessuno nel Veneto che faceva sta musica, no? Forse a Mestre, l'Emporio come si chiamava? L'Emporio del disco. Dico Come artisti alla fine. Sicuramente qualcosa c'era, insomma Medrano e Mista, so che ai tempi avevano tipo una crew insieme, che non mi ricordo come si chiamassero. So che facevano qualcosa, però era già magari sai Mestre, Treviso, ma dico proprio in provincia. Ricordo un Cime MC, sì, perché è uno dei primi con cui magari ci siamo anche un po' scontrati. Lui era un mega fan di Caos, il stile suo era molto simile. Ho fatto anche la mia prima battle lanciandomi come uno scemo lì e, sai, è presente il film di Eminem, sì. Party e tutto, bocca chiusa, sì, quindi sì, merda dall'altro, disastro, vabbè comunque quello un po' più avanti. Sì. E quindi non avevo niente in mano e magari sai, lui un giorno il ragazzo, quello che ci aveva sparato merda l'altra volta, mi invita a casa sua e mi fa, io faccio il writer, sono in questa crew qua e questi sono i miei libri, mi ha fatto vedere tutti sti pacchi di foto e di lui che faceva i suoi pezzi in giro. E quindi pezzi in senso di disegni dei graffiti, bombing, insomma sono tutti i suoi stili, non voglio neanche nominare di niente perché so che col writing è un po' una situazione particolare. E niente, quindi poi ho iniziato un po' così, mi ha fatto capire quello che ascoltava lui, i CD che usava lui, che insomma ascoltava lui, me li ha imprestati, mi fa ascoltali e quindi lì ho iniziato ad avere qualche... Lui aveva i CD comunque degli assalti frontali, eccetera? No, aveva le cassette, però aveva anche qualche CD. Okay. Poco niente, e quindi mi faceva ascoltare le sue robe e quindi avevo i primi materiali e le informazioni in più.
A un certo punto sto figlio mi fa, guarda, io non ci andrò, però fanno una festa, fanno una jam, la chiamano jam, e io, jam cos'è? Cos'è? È una festa. Vabbè, la fanno a Spinea, c'è anche un writer famosissimo, oltretutto Cop2, eh, mi fa, è a Spinea che presenta il suo libro, fanno una mega festa, se vuoi vai. Io Ma mi per libro cos'è che intendi? C'è un libro con tutti i graffiti? Sì, sì, lui ha fatto proprio un libro con la sua storia, e quindi comunque qualche discorso suo, qualche frase Ah, sua ok. mista, però principalmente tutte foto di pezzi suoi più storici, Sì, insomma. sì, sì, Era sì. un librone della Madonna e che oltretutto io non ho comprato perché ai tempi non tenevo praticamente una Sempre pochi lira, euro in tasca, come sempre dicevi. pochi euro in tasca e lì ho visto i primi gruppi di Padova, Odio Tribale mi ricordo, chi c'era poi? Eh, Bomber Citro da Padova, che oltretutto fa anche rap Ah, adesso parecchio forte. Tutta la scena è padovana vero, anche fortissima, lui è tutta la scena padovana, sì. dell'80, è la tua età? Penso forse anche un anno o due in più, Sì, 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 è vero, però sì. cavolo. Sì, sì, sì. Trovo tutta sta scena di Padova, i primi writer che poi comunque oltretutto a uno di loro ho venduto, penso forse il mio primo demo. E, e quindi là ho iniziato a capire, cioè ho iniziato a vedere sempre più in grande, nel senso nella ricerca, nel non perdere il treno, di approfittare di determinate cose, ho visto un mondo sempre più grande. Forse già a Padova sto mondo era un po' più sviluppato di Sì, Venezia. io mi ricordo che il writer mi diceva che i tempi si trovavano in zona banche, cioè praticamente dove vicino alla stazione, tra la stazione e il parco lì, non mi ricordo come si chiama, c'è un parco lì per andare verso il centro, Sì, c'è una forse ho zona capito. delle banche a Padova dove si trovavano il fine settimana le varie crew e mi raccontava appunto sempre per racconti perché poi ai tempi quando ho iniziato io forse non c'era quasi più niente, se non- Allora mi raccontavi di Spinea, che hai fatto questo, sei andato a questo evento sì. con questo Wright, però non c'era, c'era anche un concerto oppure c'era solo, mostravano questi... No, no, c'era proprio una jam, che la jam praticamente è una sorta di evento dove le varie crew possono sia sfidarsi o comunque hanno spazio per dipingere, ballare, i DJ fare qualche intrattenimento, quindi screcciare, turntable, quindi tutti i trick, ricreare una base sulla stessa base, una base da zero, e comunque le stesse crew di MC che potevano esibirsi, promuovere i propri dischi, e quindi condivisione barra lotta, perché comunque c'erano tra le crew c'erano comunque anche degli screzi, potevano esserci degli screzi, Sì, anche per una sola questione di stile, perché magari c'era quello che rappava super core, convintissimo, super tecnico, magari c'era l'altro che era più uno storyteller, quindi magari ti raccontava delle storie, c'erano i rapper, gli MC, che sono due cose molto diverse, cioè sono delle cose diverse, non molto diverse, quindi c'era chi magari era un rapper, quindi faceva rap, e che c'era l'MC, il Master of Ceremony, che magari intratteneva anche sul palco, era bravo a trasportare le persone mentre tra una canzone e l'altra, mentre rappava proprio le canzoni. Quindi stili diversi, ogni crew aveva il proprio stile anche, anche per come nascevano quei ragazzi e quella crew, chi in periferia, chi nei centri città, chi nei quartieri più degradati, quindi si formavano anche i propri stili, anche solo nel vestire, insomma, vedevi quello che spendeva di più, che era più stile americano e magari quando era troppo si prendeva anche un po' in giro, chi magari prendeva semplicemente i pantaloni larghi e una qualsiasi maglietta un po' particolare, quindi un po' più, diciamo, un po' più da centro sociale, non so come dirti, mhm. un po' più vera ai tempi, ecco. E E poi dopo questo evento a Spinea, quindi come, cosa, cioè, cosa ti trasmette, cosa fai dopo? per me è stata veramente una figata perché ho detto, guarda, c'è gente, c'è gente, c'è movimento, c'è qualcosa. Per la prima volta forse vedi veramente Sì, gente che la pensa come te, che vede questo sì, sì, mondo. sì, che sa Ok, anche molto più di me, quindi certo, sì. magari essere, vabbè, un po' inesperto, ma principalmente umile nel cercare di apprendere altre cose, cioè considera che siamo in una situazione dove c'era qualcosa di social,
ma si Pochissimo. parla proprio forum, si parla ai tempi, c'era un sito che si chiamava Full Effect, che secondo me ai tempi era Parliamo di fine anni 90 qua. sì, i primi 2000, antecedente a Facebook. Cioè dentro potevi condividere le tue foto dei pezzi, condividere le tue canzoni tramite MP3. C'era MySpace però prima, no? No, prima ancora era Ah, bellissimo, cioè dovevi fare una jam, la creavi con un documento dentro questo sito, ah, potevi scrivere quello che eri, nel senso MC di tal dei tali, ha fatto i dischi tal dei tali e facevi una biografia, c'era avanguardia ai tempi, però era ghettizzata nel contesto musicale dei tempi, cioè parliamo comunque fine 90, 2000, primi 2000, 99-2000, dove chi se lo cagava. Cioè certo. adesso, capito, tutti ascoltano rap, tutti Sì, ascoltano sì, 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 trap, sì. però ai tempi chi se cagava sta roba. Appunto, questo qua è stata proprio la tua forza anche in un certo senso, perché eri proprio da solo alla fine che ti piaceva sto mondo, ma si dovevi tanto arrangiarti, insomma, Sì, sì, ecco, sì, non era sicuramente così come facile come adesso. adesso che apri il cellulare, Spotify, Esatto. Instagram, link al perché vedi il reel di qualcuno, lì proprio dovevi andare a Penso che sia catturare. indescrivibile per i ragazzi d'oggi quello che hai No, passato tu. non hanno minimamente idea di cosa vuol dire riuscire a mettere le mani in un disco, ma poi parliamo di disco, di CD, poi parliamo Solo a comunque. mettere le mani, Sì, esatto. tu aprivi il CD, avevi un libricino di 8 pagine, 10 pagine, Sì, 5 pagine, dove c'erano tutte le foto, dove si raccontava la roba, quindi mentre ti ascoltavi il era disco, bellissimo avere in mano quello. c'era veramente quando hai. Forse magari può capire qualcosa di simile chi magari inizia a fare qualche lavoretto, da quel lavoretto riesce ad avere l'iPhone, per dirti, Sì, che certo. magari non ha in mano una cosa regalata, ma una cosa che ha dovuto aspettare mesi per poterla avere e va a smanettare, va a scoprire cosa c'è dentro l'iPhone. Potrebbe Ma essere simile a sta roba sì, qua. anche un disco che magari già era raro, averlo magari di 10 canzoni, quelle 10 canzoni le distruggevi, adesso ma lo ascolti Sì. uno o due volte dopo. Cioè si parla proprio di ore in camera a riascoltare le canzoni ed è per Esatto, questo che sì, magari noi le sappiamo anche a memoria molto di più sì, rispetto ad altri, certo. perché proprio te li mangiavi i dischi e dopo non è che ti annoiassero e li mettessi in parte, cioè dopo magari una settimana, neanche un po' di giorni, te li riprendevi in mano, passavi altri, perché in quel momento avevi voglia dei tot e andavi ad ascoltarteli. Certo. Quindi dopo così fatto, cioè hai detto inizio a fare musica mia o ancora ti ci è voluto del tempo dopo quell'evento a No, Spinea? dopo quell'evento a Spinea ci sono stati altri eventi più piccoli, jam più piccole, magari O tu si andavi faceva, solo ad ascoltare, quindi a guardare? andavo a guardare, a capire, vedere se c'era qualcuno che potesse vendere i suoi demo, che ai tempi comunque erano a buon prezzo, quindi avevo un sacco di demo di tante crew, tanti MC solisti, quindi iniziavo a tastare un po' il terreno, A no? fare anche magari qualche amicizia, Qualche qualche... amicizia, sì, sì, che poi all'inizio erano un po', sai, un po' amicizie barra prese per il culo. Mm, Nel senso che sì, parlavano con te, ma ti facevano capire che ancora eri nulla. Cioè, stiamo sì, parlando che adesso sono tutti, capito, gentili. ehm, Lì era proprio nonnismo. cioè vedevi proprio lo E sbarbato che ti per chiedeva... quanto sotto certi aspetti adesso si dice che era peggio il nonnismo, però ragazzi, se uno ti dice in faccia e sui denti qualcosa, non è sempre per denigrarti e quindi tutto viene preso molto sul personale, ma è per dirti guarda che la situazione, la realtà è questa e se tu veramente hai una passione, qualcosa che veramente ti piace, tu da questo pugno sui denti ne devi ricavare energia positiva, quindi dici cavolo, mi ha detto ste robe qua come il tipo, non ascoltate rap di merda, il vero hip hop è questo, il vero rap è questo. Cioè subito io sta botta sui denti l'ho presa con ho una lista, posso partire da questa lista e così ho fatto. Quindi il nonnismo secondo me fatto in un determinato modo, che non era fisico ma era comunque intellettuale, ha funzionato un sacco su di me Ti ha e spronato mi ha a formato un interessare, sacco, sì sì certo, sì sì. sì. Dopo da lì appunto, come dicevi, prime jam, capire un po' la situazione, ho detto, boh, sta roba a me piace, cioè io ho visto il writer, ho visto il breaker, ho provato anche a fare break a Milano,
durante una jam, non era per me, DJ, non avevo neanche, come si dice qua, i schep a piangere, da te se mi vado, gli unici dischi Pioneer di mio padre, già gli avevo rotto le puntine da piccolo, era il Sacro Graal, se lo toccavo, Indiana Jones, arrivavano giù le trappole, mi uccideva, quindi... Comunque sono i primi anni delle superiori questi. 2000, fine 2000, inizi 2001. Quindi quanti anni Stiamo rispetto parlando 15 anni, 24, sì. no, stiamo parlando ormai di fine superiore. Io già a ok. 17 anni lavoravo, iniziavo a avere i Ah. primi soldini e mio padre appunto con la passione dei dischi e comunque dell'elettronica, quindi Amiga, Commodore 64, il primo 486, avevo anche dei PC a casa dove potevo magari andare un po' su internet, vedere qualcosa, e questo mio amico abbiamo detto: ascolta, a me la roba che piace di più è far rap, proviamo a fare una roba. Sto qua fa: sì, guarda, Sempre voglio lì farlo a anch'io, questo. sì, facciamo sto gruppo, dobbiamo pensare al nome del gruppo e un ipotetico progetto. Dove lo registriamo? Perché ai tempi, adesso gli studi te li puoi fare anche a casa. Adesso Con sì. 200-300 euro già ti fai un buon studio. Sì. Ai tempi, cioè, era improponibile. Sì. Allora inizio a informarmi, vedo che online c'era un programmino, penso si chiamasse Gem anche quello, dove mettevi, ti davano praticamente già la libreria con il Sì. sample e tu li mettevi in loop e creavi la base da sto loop. Quindi usiamo i sample di sto programma, cioè senza neanche andare a campionare nulla, cioè c'era già della roba che era hip hop sui quattro quarti, e quindi da lì abbiamo fatto il disco. Poi magari mettevamo delle robe in reverse, facevamo dei piccoli tagli per modificare un po' la sonorità, e lì abbiamo detto, un giorno siamo rimasti a cercare di capire che progetto poteva essere, quante canzoni potevano essere. Un altro giorno, giornata intera per capire il nome del gruppo. E mi ha detto: ascolta, non abbiamo niente, siamo semplici, siamo delle persone semplicissime, però siamo anche un po' bastardini, perché sai, con la compagnia grande, perché adesso le compagnie sono tipo di 5-6 persone, vedo anche mio fratello aveva 5-6 amici, adesso vedo che addirittura magari sei in 3-4, cioè ai tempi parliamo un paese intero, 30 ragazzi, andavamo in giro con gli scooter, eravamo una banda, cioè siamo andati ovunque con gli scooter a fare disastro. Non avendo niente, prendevi su due robe, due panini, Non due avendo, si merendivi. stava più fuori forse una volta, era Sì, due diverso. merendine prendevi e andavi al Piave in scooter. Cioè adesso, non so neanche se si fa più una roba del genere. Sì. E quindi compagnia di 30 persone, eravamo anche un po' bastardi, perché comunque il paesello che si arrangiava in tutto, che era un po' criticato per passati, trascorsi di altre persone. E quindi abbiamo detto: siamo semplici, siamo bastardi. Che nome possiamo prendere? Semplici bastardi. E lì è nato un po' il tutto. Dove l'abbiamo registrato? A casa mia. Con cosa? Questo programmino schifoso e questo microfono da 2 soldi. Cioè veramente era un microfono, penso, peggiore di quelli che si hanno adesso Adesso la sulle tecnologia headphone, è talmente cioè, avanti che qualsiasi microfono è migliore di quello di una volta. ma senza neanche pop filter, cioè Certo, ci sì. dicevano che registrando devi tenere una spanna con una spanna, saltava tutto, 2 spanne non saltava, buttato a canna, e abbiamo registrato così, senza doppie voci, senza variante Forse non sapevate neanche cos'era le doppie voci all'epoca. ma non, cioè, eravamo talmente presi dal rap in sé e da tutto il Avete suono che c'era provato? dietro, che non abbiamo, da stupidi, non abbiamo neanche calcolato il fatto che esistevano le doppie voci, che forse magari pensavamo fosse fatta tipo da uno dietro. Cioè immagina te cosa andavamo, che Ma io le ho viaggi ci imparate da facevamo. Albo, ad esempio, le doppie voci cos'erano. Cioè io da Albo ho registrato parecchio, ed è stato anche lui Albo mi ha insegnato tanto. nel suo modo, ha corretto qualcosina anche di me, ha portato qualcosa anche lui, cioè indubbiamente lui poi ha proseguito quel viaggio lì, so che è andato anche Quando a sono stato a Londra. registrare da lui le prime volte, per me era una roba... Madonna, questo qua dove ha preso sta roba, come fa a sapere ste robe Ma soprattutto? io registravo, adesso io non so in che periodo registravi, però 2010? sì, ma 2009? io mi ricordo che registravo che c'erano i materassi attorno a me,
Se lui prendeva i materassi li piegava, dopo ha fatto qualcosa di più Sì, bello. io sono andato forse nel periodo a metà, Io perché sono dopo proprio ha sistemato lo all'inizio studio molto meglio, sì, c'era disastro, portavamo birre, facevamo festa. però là ha speso migliaia di euro, cioè Sì, decine sì. anche di migliaia di Sì, euro. lì si parla proprio di un altro livello. E quindi iniziamo a fare queste cose. Nel frattempo si era rotta questa barriera dove in pochi fortunati e con un po' di denaro si compravano il masterizzatore. Perché Certo, ai sì, tempi c'era uno o due personaggi a scuola che avevano il masterizzatore perché stiamo parlando di una roba che era appena uscita, quindi prezzo folle, pochi lo avevano e quindi magari andavi a masterizzare qualcosina, e si era rotto un po' sta barriera dove di base davano su tutti i computer il masterizzatore. Ma non è che io avessi avuto un computer con masterizzatore, ho avuto la fortuna di avere uno che si costruiva, un amico di mio padre che costruiva il PC e aveva tenuto fuori un masterizzatore che andavano penso 16 per 8 per, quindi sì, andava sì, 8 sì, per, stiamo sì, parlando di una roba che ci metteva tipo un'ora per masterizzare un sì, CD. è vero, sì. Io avevo quello che sto signore qua non usava più e ho detto ascolta, io ho il masterizzatore, lavoro, ho iniziato a fare un lavoro, apprendistato eccetera, facciamo sto CD, lo masterizzo io, chiediamo i soldi, cioè perché ai tempi comunque compravi i demo, le demo della gente, rientriamo dei soldi, quindi 2 euro era la spesa, rientriamo dei 2 euro e siamo a posto. Tanto abbiamo appena iniziato, per noi la demo era bellissima, cioè una roba fighissima, Certo. però in realtà era una merda. Comunque Cioè, sia Elia che tu cantavate sì, sì, tutte e oppure due. tutte e due e Tutte e anche due. producevate insieme o facevi solo tu? No, allora, sì, le basi cercavamo di sceglierle assieme, di comporle assieme, io magari improntavo l'idea, lui magari mi dava qualche modifica e dopo ognuno scriveva a casa propria e quando ci trovavamo Quindi alla facevamo, fine, repavamo e magari diceva questo magari modificalo qua, quello è bello così, barra potente, lascia stare. quindi in che anno fate il vostro primo demo insieme? 2001. 2001, ok. Semplici 2001. bastardi esce questo demo. Usciamo con questo demo, iniziamo a vendicchiare qualcosa, abbiamo iniziato con, c'erano proprio i primi pacchi da 10, abbiamo venduto un paio di pacchi da 10 e poi ci siamo fermati perché io scopro che esiste la versione 2 di sto programma, quindi avevamo Altre canzoni, altre altri basi. sample e avevamo iniziato a capire, perché col primo CD abbiamo presentato il CD al Night and Day. Quell'anno Pazzesco. nasce il privé La saletta Black piccola Moon, forse. Black Moon. Ah, Nasce il privé Black Moon. Prima serata del Black Moon fanno un contest di freestyle. Chi vinceva il contest di freestyle era il vocalist del Black Moon. Non so la connessione di sta cosa, però c'era. pazzesco. E lì arriviamo, ai tempi avevamo un 205 rally, arriviamo a questo 205 rally, insomma, dopo carburatore, non so se qualche appassionato comunque, vabbè, mega tamarrissimi, scendiamo, insomma, quelli del night si trovano questi personaggi, insomma, sto piccolo gruppo, perché fino al giorno prima quel privé non c'è, quella, in saletta privé quella serata non Sì, c'era. sì, sì, sì. Quindi quelli del night si vedono questi personaggi arrivare, un po' squadrati, eccetera, eccetera. Fortuna ha voluto che il Mac avesse un amico, perché ai tempi il Mac faceva bodybuilding. Ah, Lui è ok. sempre stato appassionato di fitness, quindi bodybuilding e conoscevo uno che butta fuori perché insomma, Sì, spesso è connessa la cosa, chi certo, sì, fa sì, sì, attività sì. fisica così va anche a fare butta fuori, non sempre però insomma è connessa la cosa. E quindi saltiamo tutta la fila, quindi immaginate sta gente che cazzo sei sti qua, come si vestita, pagliassi, perché ai tempi si diceva così, Beh, cioè si logico. faceva yo, pagliassi, reppettoni si diceva, quindi era un po', quello era I l'addicted. giovanotti erassero. Sì, oh, dice come Giovanotti, dopo è arrivato Eminem, dice come Eminem, dopo è arrivato Fibra, dice come Fibra, quindi vabbè, era sempre un collegamento Sì, sì, a sì. qualche rapper famoso, e penso fosse l'unico che conoscessero. Entriamo dentro, facciamo sta serata, iniziamo a far freestyle, ovviamente il ragazzo che gestiva la cosa penso non capisse molto di hip hop perché per me vinceva nettamente qualcuno durante le sfide, le votazioni però andavano ad altri, non so se magari avesse... Vabbè, comunque insomma, fatto sta che contentissimo e secondo me meritato, vince il Mac.
Famosissimo il vince il Mac. Mac. Improvvisamente quel giorno lo spirito di Tupac è sceso su di lui. Quanti eravate? In quel contest eravamo in 6. Comunque stiamo parlando veramente che quel tizio ha azzardato la serata. Ma in quindi il maniera Night ha atomica. aperto una sala per fare hip hop, no? Volevano fare hip hop, ai tempi c'era solo il Palladium, quindi forse magari era andato al Palladium e voleva Però nel attingere. 2001 quindi c'era 2001. ancora tanto di nicchia comunque l'hip Sì, hop sì. in generale. Sì, sì, 2001, 2002, sì, fine 2001. E insomma vince il contest e si accaparra sta cosa di fare il vocalist. Ovviamente lui mi dice guarda vieni a farlo con me, anche perché comunque non sapevamo cioè, che cazzo era sto vocalist. Sì, 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 sì. Sapevamo bene, quindi dopo col proprietario, col gestore del privé ci dà due dritte, andiamo a casa sua, facciamo anche una festa che non ti racconto cosa è successo, comunque Mac lo sa e riderà in questo momento. Ehm, Iniziamo a fare sta cosa qua e diciamo al ragazzo che gestiva la serata, guarda che stiamo uscendo con sto demo. Sì. Ah, fighissimo, il mese prossimo che rifacciamo la serata, portate e fate la presentazione. Quindi la cosa assurda è stata che il sabato abbiamo fatto questa presentazione e il giorno dopo siamo andati con Il CD, il i... demo. No, con quelli che, come si chiamano? Come si chiamavano ai tempi? C'erano dei ragazzi che giravano per il comune e Mi hai andavano detto prima nei vari l'assistente. assistenti di strada, no, assistenti di strada. Vabbè, comunque una cosa di strada. Il comune praticamente aveva dei ragazzi che giravano nei vari parchetti, nelle piazzette e vedevano se magari qualche ragazzo avesse una passione un po' particolare. E quindi magari ti indirizzavano, ti dicevano guarda che qua c'è sto campetto, facciamo una festa qua, vieni, e cercavano di togliere un po' i ragazzi da situazioni di noia, barra droghe, alcol, risse, eccetera, Sì, sì, eccetera. sì, sì. E sono venuti anche in paese da me e ci hanno proposto sta roba. Quindi nel mentre facevamo le serate al night riuscivamo a fare anche queste riunioni che era a Salzano ai tempi, in comune a Salzano, riuscivamo a fare queste riunioni per creare questo evento. Quindi abbiamo fatto serata lì e mi ricordo che siamo stati subito spodestati la prima serata. Perché? Nel mentre noi avevamo iniziato, stavano iniziando anche altri due ragazzi. Si chiamavano Plex e Doc, che li Ah, saluto anche loro. eh sì, perché sono da Salzano loro. Uno era da Salzano, No, l'altro non mi Plex sì, ricordo, Doc sì, da Spinea che sì, Rignavo, sì, sì, che sì. stava ancora là, insomma. E mi ricordo la scena che Plex aveva portato un botto di gente, molti ballerini, e quando abbiamo iniziato a fare il live ha fatto tipo un gesto, tipo li ha richiamati tutti e hanno svuotato quasi tutta la sala. Quindi è stato un po' un flop quello. E sono diventati i nostri acerrimi nemici per un lungo periodo. Dopo siamo maturati da quel contesto là e abbiamo anche fatto qualcosa assieme. Destra proprio. Ci spodesta la serata e quindi subito target, nemici e vabbè insomma comunque noi abbiamo fatto la nostra serata, ci siamo divertiti, poi dopo il live sono ritornati tutti ma non avevamo grossi, cioè ci piaceva il fatto di avere una serata in zona, di non dover andare chissà dove per Era poter già un fare traguardo serata. assurdo. Sì, poi penso ai tempi, forse i primi in un club a prendere il posto di vocalist vincendo un contest. Penso che, boh, non so se da altre parti Sì, si sì, sia mai sì. fatta una roba del genere. Invece la serata dopo a Milano, vicino alle scuole Leonardo da Vinci, che c'è lì tutto il parchetto con gli skate, il campo da basket, eccetera, si esibivano vari ragazzi con varie tipologie di musica, dal reggae, jazz, uno addirittura cantava il reggae, suonava la tromba, cioè assurdo. E lì abbiamo fatto che dopo, vabbè, lì sono arrivati i genitori, gli amici della compagnia, eccetera. E lì abbiamo fatto, cioè ci siamo divertiti un sacco, ma la roba assurda è che tu dici, vabbè, sali adesso magari, sai, vedi sul cellulare la gente che sale sul palco come si comporta, quindi già magari chi per la prima volta sale sul palco sa come comportarsi. Noi avevamo quel poco che riuscivo a scaricare dei live, perché ai tempi cioè, non c'erano reel, streaming, YouTube, o esistevano, non sapevamo, ma
vabbè. Era appena partiti, sì, appena nati. E quindi praticamente dovevi scaricare nel tuo computer e dal tuo computer guardarti i video. Quindi quei pochi video live dei gruppi americani ce li guardavamo un sacco per ascoltare loro, non per copiarli, ma hanno fatto sì che sopra un palco riuscissimo a stare. Non proprio perfetti, perché ognuno stava, dopo c'è tutta una storia di Eravate- teatro per stare sopra il palco, sì. cioè impari cose di teatro se sei furbo a voler migliorare anche da quel punto di vista. Quindi stavamo uno da una parte e uno dall'altra, però muovevamo le persone, ecco. Ovviamente col primo demo orribile, però insomma forse anche erano più contenti nel vederci lì che per ascoltare bene le canzoni. Sì, poi magari appunto registrandolo e avere una qualità suonata in live era già magari Sì, meglio. era già più bello, sì, sicuramente. Vabbè, non parlo delle basi, perché non voglio, penso Sì. fossero state 128K, quindi vabbè, lasciamo stare. Sì, E quindi vabbè, dopo da lì altri dischi, altri live, iniziamo a muoverci sempre di più con la macchina. La macchina andavamo a Verona, siamo andati a Milano e no cellulare, Google, premi e è vai. vero anche quello. Cioè, io ho investito 350 euro sul primo navigatore portatile del TomTom, il primo TomTom One, che avevi ancora l'SD che Sì, per le sì, mappe sì. sulla 205 e via, corri e vai. E andavamo ogni fine settimana alle jam, addirittura ai tempi c'era, no, più avanti eravamo diventati un po' più bravetti, avevamo già iniziato ad avere un bel giro con i ragazzi da Rovigo, dimensione parallela, 16 barre, quindi se Sì, anche loro sono guardate. molto retro, sì, sì. Sì, sì, beh, 16 barre, da quello che so, stanno continuando anche Sì, adesso. li ascolto ancora GPK là, sì, Sì, sì. sì, sì, Prince, mi ricordo, poi c'è Slam che prima non c'era, adesso si è unito, penso faccia il producer o il DJ, insomma. E ogni venerdì, cioè io finivo di lavorare, tornavo a casa, non mi riposavo, mi preparavo, sceglievo quello con cui dovevo vestirmi, tutto quanto alle 7:30, proprio mangiavamo prestissimo, si partiva, si andava a Rovigo, c'era una serata che si chiamava Billionaire. No, qual è il locale, quello di famoso? Il Billionaire. Millionaire si chiamava. Ed era penso, Risto Pub. Però era bellissimo perché aprivano completamente l'ingresso, quindi aveva la mega entrata, spostavano tutti i tavoli, avevi tutta una situazione molto carina e lì ho avuto le prime opportunità di mangiare insieme a rapper famosi per i tempi. Bassi Maestro, Sì. Jake dei Club Dogo, Vacca. Che anni parliamo qua? Comunque Più 2003-2004? avanti, qui era più avanti, sì, 2004, anche 2006 penso. Sì, comunque ci sono stati 3-4 anni lì. Era il periodo che pian pianino ci stavamo Sì, sì, muovendo. l'underground era, cioè parliamo che comunque c'erano i primi Club Dogo, Mi Fist, cioè i primi dischi, Pena Io ho Capitale. iniziato ad ascoltarli là nel 2002-2003, sono entrato un attimo in sto Già la mondo. situazione, l'underground era bello forte, noi avevamo il nostro stile ed era bello perché c'erano tanti ragazzi, Rovigo, Legnago, Padova e noi della provincia di Venezia, ci si trovava. Comunque voi di provincia di Venezia, nel senso eravate sempre te ed Elia, e avevate sempre fatto quel demo là, non avevate fatto altro nel No, no, frattempo? nel tempo avevamo fatto comunque il secondo CD. Sempre nel stesso computer o avete... Sì, sì, sempre nello Ah, stesso computer, col programma appunto che ti dicevo, il 2? Jam 2. E dopo abbiamo iniziato a fare qualcosa con Fruity Loops. Ok, che ce l'ho anch'io, sì, so anch'io. E lì già si iniziava a smanettare più seriamente, si iniziava a prendere magari, sai, delle MP3, qualche campione, già la cosa si stava evolvendo in meglio, però poi ho fatto il mio EP solista, il Mac ne ha fatto un altro. Beh, penso che tra demo, CD, e EP e mixtape, anche perché prendevamo gli MP3 dei rapper americani e rappavamo sopra. Penso che uscivano da noi almeno 3 CD, dai 2 ai 3 CD all'anno, tranquillamente. Sì, sì, sì. E quindi eravamo super produttivi, praticamente non conoscevamo nessuno, nonostante magari ci fossero, sì, come dicevo, Ed eravate c'era. sempre voi due comunque.
Cioè non avete altre collaborazioni della zona qua? No, iniziava ad esserci Shorty da Martellago, Sì, iniziava ad esserci appunto Plex Doc, qualcosa stava nascendo anche da noi, molto, molto, molto meno, in perché confronto comunque a Padova e dovevi Treviso effettivamente. Padova, Treviso, Venezia, c'era Gustavo e Paina, Ah, è vero, anche loro, sì. c'era un po' di gente anche lì, però insomma non riuscivi a competere con le grandi città, Esatto, sì. non avevi così tanto movimento, quindi dovevi muoverti tu, comunque venendo dalla campagna dovevi muoverti un sacco, prendere la macchina, fare ore di macchina. Fortunatamente avevamo sui 20 anni, quindi il fisico teneva botta, cioè facevi, lavoravi, mangiavi, ti lavavi, ti vestivi, partivi, prendevi la macchina e stavi fino all'alba del giorno dopo, tornavi a casa alle 8-9 della mattina, a volte chi non guidava in condizioni pessime. Sì, sì, sì. E... Però ad esempio anche a livello nazionale come mista Mani Sciocca all'epoca a Venezia non c'era, per esempio neanche forse a Padova. No, beh, c'era Mistaman che aveva fatto tipo un gruppo con Medrano, con Erman Medrano. Ecco, i ragazzi a Rovigo li avevo conosciuti qui penso a Dolo, perché Medrano, Teatro Dario Fo dov'è? Non è Dolo, o è Mira? Non mi ricordo. Teatro? Teatro Dario Fo. Non ho mai sentito io. La verità. Comunque è qua vicino, qua in zona, c'era sto Herman Medrano e sapevamo che appunto lo vedevamo, insomma, rapper, mai ascoltato un disco, niente di niente, lui aveva già fatto dei dischi rappando in italiano. Sì, E fa sta cosa e ora arriviamo e sbagliamo orario, arriviamo un'ora prima. Da un lato del teatro arrivano sti due ragazzi a Rovigo, Trat e Woof, che ai tempi erano in dimensione parallela. sì, sì, sì. E loro stilosissimi, cioè erano completi di marca, una bomba. E noi giravamo, avevamo creato la nostra prima crew, aspetta, perché è talmente da tanto che non parlo di queste cose che parlandone mi vengono in mente le Sì, idee. sì, per quello. Avevamo conosciuto un ragazzo dalla Polonia, Ah, Slim, si chiamava Slim, lui era matto Eminem, quindi Slim Shady, noi lo ah, ok. chiamavamo Slim e dopo da lì è rimasto Slim, abbiamo deciso di fare la nostra prima crew, la Cos Crew, che era Knight, neanche King, era Knight on the Streets, i cavalieri nella strada della strada. Ma scusa, era E, un polacco che viveva qua che comunque. viveva qua, sì, sì, lavorava qua, aveva la mamma che lavorava qua e la sorella. Adesso lui è Ma tornato in Polonia. repava in polacco o in No, no, italiano? non faceva nulla, era Ah, un maestro Shaolin, cioè faceva Kung ah, Fu. ah. Lui aveva proprio senza capelli E cosa con... c'entrava con voi, scusa? A lui piaceva un sacco l'hip hop e beh, la crew, sì, sì, in finale magari fai la crew di MC che dopo dentro c'erano i writer, era un po' tipo Magari quelle stile americano, nel senso facevate più che serate assieme, hai la magari. crew in America per dirti, sì, beh, indubbiamente, però hai la crew in America, hai tipo la crew dove magari c'è quello che ti fa il video e basta, che è perennemente che ti fa il video, quindi magari poi ai tempi facevano i DVD dove vedevi il backstage di Sì, studio, sì, sì, i è vero. cazzeggi in giro della crew, poi c'è magari quello grosso che ti faceva da guardia del corpo, cioè si era creata, non dico perché era una situazione a tre, quindi imparagonabile con quelle americane, però si creava proprio, avevamo creato un po' una situazione di amicizia per riuscire ad arrivare a un obiettivo. E quindi avevamo creato la prima crew ed eravamo appunto io, il Mac e questo Slim al concerto in Medrano al Teatro Dario Fo che stava per promuovere il suo nuovo disco, che era il primo disco in dialetto. E noi ci siamo messi in prima Fisso e fila. tacchente Fisso e tacchente. 2004, sì. Ci siamo messi praticamente là davanti con questi ragazzi nuovi che ci hanno detto: "Oh, venite a Rovigo che abbiamo lo studio, che facciamo questo, andiamo al G&G, mi ricordo ancora il locale, e facciamo dei mini live lì." Quindi la settimana dopo vai a Rovigo, vai al G&G, loro ci portano in studio, che era un garage, ci fanno vedere la loro strumentazione, per noi era Star Trek, cioè Star Wars, cioè il futuro, per noi era passare di livello. Cioè, se passate da un computer col microfonino Su quel microfonino alla con loro vede. siamo riusciti a fare il passaggio di livello, ci hanno dato un sacco di consigli e lì iniziavamo a fare le prime cose fighe. Finalmente riuscivamo, grazie a loro, a fare le prime cose fighe. Ti E ricordi cosa avevano all'epoca di attrezzatura? Cioè, cos'è che avevano? no, non chiedermi, anche perché era un'epoca dove io ero veramente spesso poco lucido.
Però Perché immagino- tipo, non so, finivi la serata, dai, andiamo in studio a registrare due robe. Alle 4-5 di mattina, dopo aver mangiato panini e Ah, onti e sì, bevuto sì, 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 cocktail sì, sì, fino a non ci sì, fossero domani. Però con dignità. certo. Eh, Se avranno avuto anche magari, come si chiama, le macchine, magari sì, questi sì, avevano, gli NPC, cos'era? sì, avevano anche l'MP, no, quello più avanti, però hanno comprato, piano Avranno piano si avuto sono mixer, comprati microfono tutti. condensatore, Sì, sì, insomma, sì, altra avevano roba. proprio anche la stanzetta, E a quel abbiamo, tempo era un investimento non indifferente, non è come loro, adesso. loro investivano veramente una follia su quella roba là, ma loro ci credevano tantissimo. Cioè, era incredibile, era proprio una passione quasi, cioè, boh, è rara secondo me al giorno d'oggi una passione del genere per quella tipologia di cosa là, dove c'erano molte macchine fisiche che facevano magari 5-6 cose. Sì, sì, Adesso, sì, bene o sì. male, ti compri il plugin, Ora è molto più è molto semplice. più semplice. Sì, sì, sì. E quindi sì, abbiamo proseguito verso questa direzione finché poi c'è stato uno scazzo tra me e il Mac. Ah, difatti non ho mai sentito, io non ho C'era... conosciuto il Mac, no? Di persona. No, perché quando ci siamo conosciuti io e te non eravamo ritornati amici, cioè buoni rapporti. Ah, ok, infatti. E quindi lui ha mollato. C'erano tensioni sia riguardo la visione di tutto l'ambiente, di questioni musicali, sia comunque Vabbè, personali. insomma, Insomma, non io è- maturavo in un modo, lui maturava in un altro e facevamo fatica a essere compatibili. Ehm, quindi vabbè, insomma, scazzo, per un lungo periodo non ci siamo più visti, io ho continuato con l'hip hop, giravo con i ragazzi, vari ragazzi che ormai avevo conosciuto, ma senza nessun problema, io sono sempre stato abituato, sono contento sia stare in gruppo, ma so benissimo stare anche da solo e ho bisogno a volte di stare anche da solo. Quindi prendevo, facevo Parliamo di che chilometri, anni qua, quindi 2005 dopo? stiamo parlando 2006-2007, Ok. 2006-2007. Che in quegli anni là sono stati molto fondamentali per il rap e l'hip hop perché Fibra ha fatto applausi per Fibra che penso sia stato uno dei primi pezzi più, no, forse con Mondo Marcio, dentro la scatola, proprio il primo pezzo hip hop commerciale. E posso dire Eh, una unpopular opinion che forse molti sì, mi linceranno, ma è il mio dentro la, modello, cioè, dentro la no, scatola fa cagare. ma Mister Simpatia, il CD che ha un po' lanciato, Secondo è una me, merda, cioè, scusa, anche per me, è una merda, cioè, no, allora, è piacevole perché in modo scherzoso racconta cose molto serie, però a livello di qualitativo è una merda, cioè a me mi qualitativo annoia. Mi effettivamente annoia sì, ascoltarlo, forse c'era di meglio ti sanguinano all'epoca. nelle orecchie. Però Fibra è diventato famoso col disco dopo, Sì, comunque, con applausi per però Fibra e comunque Tradimento. al di fuori di quello ha aiutato un sacco la scena hip hop, anche Mister Simpatia. Loro, cioè Mondo Marcio con Dentro la Scatola, Fabi Fibra con applausi per Fibra e Coso dopo, e i Club Dogo nel 2007 con Ville Denaro, là proprio è esplosa la bolla, E diciamo. posso anche aggiungere Quinto Dan della PMC Crew, quindi Sì, Inoki, però Lama Islam, Shablo stesso, sì è vero. dopo non mi ricordo. Dopo un po' alla volta là è diventato più commerciale, però all'inizio era una sofferenza, cioè nessuno Sì. conosceva sto Ecco, ambiente. lì già ai tempi esisteva perché tramite loro io riuscivo ad avere i dischi. Avevo scoperto il sito, si chiamava Vibra Records, che Ah sì, aveva due negozi anche fisici, uno a a Milano, Verona. sì. E lì ogni mese prendevo vagonate di CD e lì sono riuscito a inquadrare la scena italiana. Cioè io Sì, avevo CD sardi, poi avevo roba di Milano, i DDP, appunto Mi Fist il primo, che poi io andavo sempre sul sito delle Sacre Scuole perché ai tempi non c'era ancora, prima erano le Sacre Scuole, poi sono diventati i Club Dogo, ma io non sapevo della connessione dei due. inizia diciamo ad essere più commerciale comunque l'hip hop in Italia, con i vari Fibra, Mondo Marcio e i Club Dogo e i Noki. Quindi da quando ti lasci col Mac, come procede il tuo Sì, percorso? allora,
La questione dischi a me che in realtà è viceversa, nel senso che grazie ai dischi che prendevo anche lui riusciva a informarsi di più. Nel frattempo con la crew era entrato anche Shorty, che è un ragazzo da Martellago, Sì. e lì abbiamo fatto praticamente, abbiamo ampliato il gruppo dei Semplici Bastardi e fatto il nostro primo contest serio a Rivolta, che Ok. a livello di centro sociale era, cioè era la facciata più potente che ci potesse essere in quel momento, perché tutte le crew venivano lì, anche quelle più toste, più vecchie a scuola di noi, venivano lì e si faceva delle gran serate. Bellissimo, ricordo, era pieno, cioè era pieno sia fuori in parcheggio con la gente che faceva freestyle, Sì, sì, lì c'ero anch'io. c'era disastro. E lì abbiamo fatto il primo contest e siamo arrivati secondi o terzi, secondi, A per chi... una situazione assurda, veramente da Comunque siamo nel film. 2006, 2007, no, 2008. Siamo nel 2008 perché ricollego un amico che purtroppo non c'è più, che Ah, si vede un sacco nel video. 2008 c'era sto contest, si chiamava Block Party, era gestito da dai Avo. Micromala, all'inizio dai Ah, Micromala, e quindi ho conosciuto anche Micromala, il mio gruppo rap preferito in Italia, cioè proprio uno stile unico, li sento proprio della zona e quindi mi piacciono un sacco. di Micromala c'era anche Nex Cassell, Nex, Johnny Gioielli Gioielli e Johnny e... Grano, che loro due ai tempi avevano due altri nomi. E niente, mi ricordo benissimo quella serata perché loro, anche secondo me un po' bastardi, io sono convinto di sta cosa qua, hanno messo prima di far iniziare i gruppi le aste di microfoni Ah, in centro palco. E quindi era io e il Mac subito ho detto, ma che cazzo le aste di microfono, siamo dei rapper. sì, sì, no, Il sì, primo sì. gruppo si esibisce, c'era sto qua che aveva i guantini, senza le punte delle dita, col capellino storto, la bandana, sai di quelli che si mettono la roba perché si immaginano il rap, però li vedi che sono dei pinguini messi sopra lì, Sì, che sì, sì. rappavano con le aste. Difatti sti qua seccati subito. Facciamo per salire loro, non so se apposta o proprio per sbagliare, hanno sbagliato il nome. E noi avevamo le aste in più, avevano sbagliato il nome. La cosa che facciamo è, ho detto, Mac, andiamo su, prendiamo le aste e le facciamo volare. Saliamo, prendiamo le aste, le facciamo volare e gli diciamo, guarda che noi ci chiamiamo così. Ci giriamo verso il gruppo, lo urliamo e iniziamo a fare il classico. Se io dico semplici, rispondete bastardi, semplici. E lì là abbiamo lanciato, praticamente, eravamo secondi, siamo partiti come secondi e abbiamo lanciato la serata. Lì ti esibivi con due canzoni e man mano, se vincevi, nelle volte successive, dovevi fare sempre più canzoni, ma il nostro bagaglio di musica decente era agli inizi. Quindi praticamente e non pensavamo neanche andare così tanto Musica avanti. decente che pur facendo tantissima musica, Sì, poi negli anni vedi che comunque il tuo stile migliora e automaticamente, secondo, per come la vedevo io, automaticamente la roba prima faceva schifo. Cioè, perché io ti devo, in un mio live ti propongo qualcosa che secondo me in quel momento spacca e poi ti faccio ascoltare magari qualcosa di 3 anni fa che rispetto a quella fa da cagare. quindi mi dici che avete fatto tipo 100 canzoni di più, proprio cestinate? Fa conto che tra i mixtape, gli EP e cose erano 30 canzoni all'anno e quindi Ah, insomma forse sì, che di più. parlerai di un centinaio di canzoni che tanti erano mezzi freestyle, mezze robe magari scritte, sai, su pezzi di carta, su un pezzo di carta igienica, poi accumulavi perché magari l'idea era più o meno simile, riuscivi a ricreare una canzone e la buttavi dentro il mixtape. Eh, Però poi alla fine quelle erano le canzoni registrate. Quindi di nuovo noi scoprendo ulteriori cose grazie ai ragazzi di Rovigo, automaticamente per noi quelle erano le canzoni fighe da proporre alla gente e quindi cestinavamo le vecchie, per noi era come non aver canzoni. E quindi entriamo, facciamo il contest prima dell'apertura di altri rapper grossi, tra cui anche Inoki, cioè lì il backstage avevi l'artista potente lì con te che facevi serata con lui, magari ti bevevi il drink assieme a Rovigo, al locale lì, ti dicevo, magari abbiamo mangiato tutta una tavolata lunga, c'era Bassi Maestro, cioè cose, capito, andavi a vedere i tuoi mostri sacri, cioè Certo. mangiavi con i tuoi mostri sacri. Insomma, riusciamo ad arrivare praticamente in finale.
chi vinceva la finale non mi ricordo se avesse tipo uno sconto per della roba della Cioè, broker ti in chiedo, più. all'epoca, essendo che appunto il genere era ancora di nicchia, avere a che fare con loro che erano i tuoi idoli, cioè com'erano? Se la tiravano, erano molto No, tranquilli, in realtà la cosa figa era che appunto erano tanto tranquilli, cioè modesti? io ho dei ricordi di Vincenzo Avianfossi che aveva il Eh. sacchettino con le arance perché stava poco bene, perché tipo faceva e ci ha proposto delle arance, è una scena dove Jake Pequeno va dentro un Sebak, i cessi quelli, e Jake La Furia che li shake, cioè ho dei ricordi così che sono folli e bellissimi, cioè, era bello, era proprio, sì, era, non so neanche come trasmetterla Perché sta non cosa. si sentivano VIP, si sentivano magari un po' più in alto degli Erano, altri, ma comunque sempre in un genere sapevano che... che spaccavano, che la gente era lì per loro, però capito, stavano a mangiare il panino dal paninaro onto fuori dal palco nella zona del festival dove si Anche entrava e perché non mangiavano da giravano gran terra. soldi in quei No, posti, cioè, era... ma lì magari davi rimborso speso, eh. poi sentivo che si parlava di 300-500 euro, adesso non so i dogo, però con quelli che sono riuscito a E comunque una volta che ti paghi parlare. magari l'albergo per dormire, ti paghi la Stiamo macchina, parlando che quando andavo a suonare io ti davano magari, se era tanto, rimborso spese più due cocktail, cioè sì certo, sì stiamo sì parlando di sì, queste cose qua era già perché tanto. ai tempi c'era la cosa dove c'era l'idea che se facevi cover venivi pagato, Sì, nonostante non cioè, nonostante non dovessi pagare la non so se sbaglio, però mi ricordo forte sta cosa qua. Se tu facevi cover non dovevi pagare la SIAE. E quindi oltre a non pagare la SIAE, invece noi avevamo problemi, dovevo fare il borderò, cioè che adesso magari, già secondo me in Italia siamo indietrissimo con la questione borderò, però ai tempi era tutto scrivere a penna sì le è tue vero. canzoni, il minutaggio, Teoricamente chi le dovevi fa, scrivere... anche se non avevi quasi nulla di SIAE, perché insomma si parla di demo, Sì di sì roba sì che veniva sì. smazzata, cioè che non aveva neanche senso applicare i bollini Che se tu per... facevi la cover di Ligabue, ad esempio, arrivava un fracco di gente, Sì. facevi musica tua di che cazzo Non venivano sei. ad ascoltarti, che magari in altri Esatto, paesi funzionava viceversa, sì. andavano magari i fan a vedere i fan della zona, a vedersi la cover di Ligabue, ma magari l'artista della zona andavano a supportarlo. Era un po' diverso, insomma, da quel punto di vista era un po', l'Italia è stata un po' il contrario. E, quindi insomma arriviamo praticamente serata della finale, c'era qualcosa in ballo, qualche premio, qualche live prima di un artista famoso, non mi ricordo bene il premio cos'era. E avevamo però una settimana di tempo per preparare la canzone, trovare il beat, registrarla e tutto. Non sapevamo con Shorty che cazzo fare. A un certo punto ho detto, ascolta, noi parliamo sempre un po' della zona, della situazione, ma perché non facciamo un pezzo, uno storytelling? E creiamo praticamente una situazione poco piacevole, stile GTA. La chiamiamo 5 stelle, che erano le 5 stelle che se tu prendevi su GTA ti arrivava l'esercito, Sì, gli sì, sì, è vero, elicotteri, è il vero. disastro. E quindi praticamente ognuno dei tre raccontava una parte di questa storia, dove appunto venivi preso, ti interrogavano, quindi anche perché comunque era successo che fossimo andati in caserma Ok. della polizia per, sai, accertamenti, robe strane, eccetera. Quindi un po' raccontare anche queste situazioni qua e quindi abbiamo creato una storia e abbiamo, spero di non averlo cancellato da YouTube, ma penso sia il mio primo video del canale. Sgranatissimo, si sente anche fatto proprio col Nokia, quello che si apriva verticale, bianco e rosso. Quindi penso 800x600 se non 640x480 qualità video. Sì, molto probabile. Beh, Ecco, 720 era impossibile 720. adesso non mi ricordo bene, però sì, Penso c'era il un video 360p sarà ed era stato. venuto perché abbiamo chiesto il supporto da tutti, dovete venire, dobbiamo vincere, quindi avevamo tutto il paese che si era mosso trovando macchine dal pomeriggio con i bus, con gli scooter in pieno inverno per andare dal paesello fino a Rivolta. E succede che praticamente è tutto perfetto, la facciamo una volta, arriviamo in finale, la riproponiamo perché si dovevi riproporre un pezzo e rifacciamo sto pezzo perché abbiamo visto che la gente era esplosa. Succede nella strofa di Shorty che un ubriachissimo lo prende per la gamba e lo tira giù. No. Quindi praticamente rumori col microfono, eccetera, la parte sua non va.
E io panico perché non ho visto bene la scena, io ho solo visto che sparisce il tipo. Sì. E capisco la situazione, cerco di capire la situazione in 2 secondi, Ma inizio a eri fare già ubriaco, eri freestyle. già finito, vabbè. Inizio a fare freestyle, ma penso di essere salito, c'è il video che sono con la birretta in mano. Sì. No, a parte quello, vabbè, insomma, inizio a fare un po' di freestyle, però era un contest, quindi questo è stato visto, anche se non è la colpa nostra, è stato visto e quindi abbiamo perso, siamo arrivati secondo o terzo, non mi ricordo, insomma, però esperienza fighissima. Assurdo. Vabbè, poi dopo un po' Shorty non si trovava bene con noi, aveva provato, cioè, aveva un'altra idea rispetto a noi, lui voleva fare robe Però più lui comunque ha tecniche. cantato perché l'ho conosciuto. Sì, 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 ha fatto roba sua, veramente Sì. figa, poi ha fatto roba con Doc, perché dopo Sì. ai tempi il gruppo Chi quello c'era con Plex, all'epoca, se vogliamo salutare o comunque citare? C'era Doc. Doc, Plex, Shorty, Mac, mi ricordo un CMC che non abbiamo avuto un buon Avevate inizio, ma già poi è fatto stato pace te e bravi. Mac o no? No, lì poi è iniziato dopo il contest, dopo poco sono iniziati un po' Ok. di scazzi, Shorty se n'è andato, il Mac ha voluto, lì il Mac aveva un'altra visione del tutto e vabbè, insomma, dopo ci siamo allontanati, abbiamo Mhm. scherzato, ci siamo detti 2 parole. JL forse c'era anche, no? JL, sì, ma ha fatto veramente poco. JL c'era in zona, c'eravamo noi, Ma poi Albo quando è uscito loro. Albo? Albo è uscito molto più avanti. Ah sì? Albo è uscito più avanti. Sì, 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 sì. Cioè io addirittura penso di essere, perché sono andato a vivere per un periodo a Bologna, ho cercato di insinuarmi lì un po' nella scena, Mm. eccetera, ma era troppo ghettizzata come cosa. Dopo con la tipa dei tempi e col lavoro lì a Bologna non è andata bene, sono tornato e lì è iniziato Albo. Si parla quando è che sei venuto a farmi il primo video in sala Cioè, Grazianico, 2008-2009. forse un po' più avanti. Io ho registrato da lui nel 2009, il primo CD. Forse 2010, io ho Sì. cerco di ricordare le date anche dal video, Io e eccetera. te penso ci siamo mandati qualche messaggio su MySpace Sì, all'epoca, sì. però ci siamo visti penso dopo, adesso non mi ricordo bene. Ma sarebbe curioso di capire, se lo sai, se no sarebbe da chiedere a lui, cioè Albo si è fatto un po' di studio perché? Da nulla? Ma io sono arrivato lì perché avevo conosciuto ai tempi Fix Fix è 041. arrivato anche dopo di me, sai là dentro. Sì, ma io ho conosciuto Anzi, Albo perché forse con JL. Con JL, quindi Albo l'hai forse. conosciuto dopo di me. Io come che ho conosciuto Albo? Non mi ricordo mica, sai. No, tramite te l'ho conosciuto, Ah, sì. Sono strasicuro, perché ti ho chiesto dove è che registri. sì, Guarda, sì, mi ricordo. mi fai 2 posti, puoi andare a Spinacchi di Gnao, c'è sto Albo, mi fai. E sono andato là. Io andavo là tramite, non mi ricordo, Però forse non hai mai forse registrato aspetta, niente, non forse so. aspetta, nella Cru c'era anche un Paul, che era un Sì, ragazzo di Napoli, non è quello che che aveva il forse negozio. no, aveva un bar. Aveva Aveva il un bar. negozio di vestiti a mestre. Paul, quello nero. No, 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 io parlo proprio di un ragazzo di Napoli che si faceva chiamare Paul, che era anche in crew con noi e gli ho fatto registrare da me il primo demo. O tramite lui, adesso mi ricordo bene com'è nata la cosa di Albo. Se volete un'intervista a Albo, scrivete sotto nei Chiedetelo a commenti. lui a sto punto, cioè ormai Ma adesso è è. qua ancora, l'avevo visto in Io l'ho palestra. intravisto un paio di volte, però mi ha detto sempre ci sentiamo, dopo, sai, quando lui è venuto tipo anche a una serata mia, quando ho iniziato a fare il vocalist, sai, sono sempre quelle, ci sentiamo, eccetera, Non è mai che. stato tipo da quei posti là comunque. No, però è venuto un po' di volte, qualche Sì. serata, sì, non so se magari fosse perché c'era qualche producer particolare, qualche special Lui è guest. sempre stato uno che non è mai uscito tipo allo scoperto. Cioè nel senso ha sempre fatto roba. Sei sempre stato molto dietro le quinte. Eh sì, non ha mai avuto. Infatti io mi ricordo che era già qualche anno quando andavo da lui, gli faccio ma non fai niente, cioè non butti fuori niente. Lui mi stava mostrando che da una vita stava facendo questo disco Sì, sì, bellissimo, sì, non anche a so se me. sia mai uscito. E quindi forse per quello è sempre passato in sordina, insomma, ecco. E sì, insomma, io avevo un po' sta cosa, sto aggancio da Albo, molto, molto, molto tecnico lui, nel senso che mi parlava anche di cose che io non avevo grossi interessi perché la questione un po' più tecnica dell'audio, a me l'importante è che si sentisse bene, Sì, dopo che sì. fosse fatto con un microfono, un altro,
non era la mia tipologia di passione, cioè, Io ho imparato tantissimo da lui. Cioè, tutto a livello di mixaggio, di master, di microfoni, io là ho imparato tutto, quindi io mi ricordo ho fatto il primo disco, ho pagato 500 euro, che non è un cazzo tipo oggi, però mi è più servito quello che faceva lui con gli strumenti che usava più che il resto, perché usava robe che non avevo idea, perché anch'io registravo con i microfonetti tipo il sì. tuo. Però appunto strano che sia uscito dopo, cioè con un po' di attrezzatura aveva speso migliaia di euro, Sì. cioè di più. Strano che fosse rimasto, se l'ha preso solo per Dopo, lui. dopo sai com'è, dipende anche un po' dal carattere, perché tante volte magari dice, magari io so di valere di più di un altro rapper perché, ti faccio l'esempio appunto del rapper, Mm. di valere di più dell'altro rapper, però vedi, lui è più considerato, ma è Mm. anche sia nel bene, perché comunque sapersi vendere, che sapersi vendere vuol dire, non vuol dire per forza vendere il culo o eh, pensare solo ai soldi. Sapersi vendere vuol dire anche sapere cosa sei e come esporlo agli altri Mhm. per poter magari ritagliarti uno spazio. E quindi magari gente bravissima e informata come Albo non è riuscito a farsi, ad avere una, Sì, sì, ho capito cosa vuoi dire. ad avere così tanta luce rispetto magari ad altri personaggi che sono stati più scarsi, ma Io vorrei citare un hanno Fix che poi era martellava Fix. Cioè Fix, finché non otteneva quello che voleva non andava mi via. ricordo, cioè a volte dovevo dirgli guarda che non ho tutta perché comunque lui non lavorava da quello che mi ricordo e quindi, cioè perché dopo, stiamo parlando che dopo io Fix è arrivato da Alba ho un po' dopo di me. conosciuto, sì, ho conosciuto Fix, Ciono e Ruben da Albo e loro avevano tipo la maglietta PB e quindi poi, sai, da Albo comunque stavi là un pomeriggio intero, barra sera e parlavi, cioè lavoravi ma anche stavi là a parlare di pop, con le persone, ecco. E quindi ho conosciuto loro e poi abbiamo fatto appunto la crew 041 con loro. Ah, c'è anche tu dentro. Sì, sì, Ah, c'ero ok. io, loro della PB, poi c'era Don Vinny Ma va. dentro, Vinny the Don, sì, trio flagello. Ah, no, io pensavo Vinny... 041 fosse il PB Clan nuovo. No, no, 041 era una sorta di crew. Sì, abbiamo unito un po' le forze, magari il trio flagello era come se non ci fosse, non erano Sì, molto presi erano più da sta cosa, da Jesolo, forse non la insomma. capivano appieno perché comunque la loro realtà era molto ancora più ghettizzata perché comunque stiamo parlando di Cassavio, dopo Cavallino, stai parlando praticamente di Punta Sabbioni. Non c'era neanche... Eh, No, sì, c'era 041, sì, forse anche là, però... sì, sì, loro non hanno mai esposto così tanto, noi invece magari già ci credevo di più anch'io. Sì, 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 Eh, infatti. e Però quindi comunque arriviamo dopo con lo 04, mi sa che è anche 2013 forse. sì, perché dopo io comunque ti ripeto, io ho fatto le mie cose, sono andato alle mie gemme, ma lì è stato un po' un periodo un po' meno vissuto, cioè era molto vissuto, ma di creatività era poco vissuto, mi prendevo il mio tempo, Diciamo che a non livello avevo... tuo dei dischi, di prodotti, qual è che è stato il tuo periodo top? Io mi ricordo che hai fatto il disco, beh, un bel disco, forse penso sia l'ultimo, beh, hai fatto l'alba dei morti viventi, no? Sì, E prima ne hai fatto un altro, mi sfugge il nome, che ha poche canzoni. Reload, Sì, anche quello. volevo fare una roba lì, era un po' un Prima progetto, hai volevo fare fatto un uno po'... che sei a Milano che giochi a carte sul video. Non A chi Milano che non gioco a muore si Canale. rivede, un altro. Che è un EP che ha 5-6 canzoni comunque ed è fatto penso da Albo. O comunque registrato bene. Sì, era... Io mi ricordo che hai fatto quel video là Chi non muore che... si rivede. No, No, non mi ricordo neanche io. prima, che mi avevi chiesto Penso che avevo un pacco di roba così che comunque. programmi usi per fare i video, hai fatto con Pinacle, mi ricordo, che ti Sì, avevo consigliato io. Pinacle, è vero. E non so, lo devo riprendere. E dopo hai fatto quei,
insomma quel bel dischetto che è anche su Spotify. Sì, ora beh no. Esatto, Penso che a livello qualitativo. tecnico e qualitativo Oro Benon, che l'ho registrato da James Cella, che mi ha dato l'opportunità di, Ah, tramite la sua etichetta, di poter inserire l'EP dentro la sua piattaforma, la sua realtà di Spotify. Penso che a livello tecnico sia quello migliore, sì, senza dubbio. perché lì c'è una roba che io non vado. Allora, mi conoscono praticamente quelli che si ricordano del mio ultimo disco, mi cantano spesso Zona Mia, i ritornelli di Zona Bellissima, Mia. bellissima. Però a volte, capito, l'artista, il rapper, chi fa qualcosa, non sempre ha il feedback che vorrebbe, nel senso che Zona Mia mi piace un sacco, perché ha fatto proprio, quel video e quella canzone l'ho vissuta proprio, sai, capito, capelli al vento, cioè questa sensazione qua, proprio questo sfogo di sto tipo qua. Mentre mi sfogavo capivo che era che era un bel viaggio che stavo affrontando su quella canzone, su quel video lì. Però io vado un sacco fiero di Cani Sciolti, Bellissima quella là, Cani Sciolti, Campagnolo e Zona Mia, i migliori secondo me. e lì io vado un sacco fiero di quella canzone lì, anche se temo non sia stata capita a pieno, perché racconta una storia, ma lì c'è stata una ricerca veramente assurda, perché adesso magari per chi non lo sapeva adesso lo saprà. Praticamente quella canzone è scritta, ma è scritta citando strofe famose di rapper underground che avevo conosciuto ai tempi, o nomi di canzoni o nomi di CD di rapper conosciuti ai tempi. Quindi, se tu analizzi barra per Sì, barra, sì, sì, me ne sono accorto. sono tutti tranne il ritornello, che è una citazione, è un Sì, rimodificato di sangue misto. sì, di sangue misto. Sono tutti nomi di dischi Sì, o sì, di sì. citazioni importanti di qualche rapper italiano che hanno creato questa storia. E difatti, se vedi anche nel video, io magari vado da determinati writer, rapper, breaker, Corna Lima, Cintura Nera, Daniel San, sì, Vinto Dan di sì, 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 Inoki. sì. Sì, sì. E lì nel video praticamente vado a prendere la maschera da uno, che era Fix, quindi il rapper un po' che stava muovendo le acque un po' più forte. Vado da un writer, da Slog, big up anche per Slog e Zor, che loro li ho conosciuti assieme, sono stati anche i primi a badarmi un po' di più nel primo demo dei Semplici Bastardi. E vado a prendere i guanti e creo praticamente quella situazione dove vado a ammazzare l'ignoranza nell'hip hop che c'era, che stava aumentando in quel periodo là. Era il pre-trap, diciamo, e già iniziavo un po' a odiare un po' la situazione che stava creando, e quindi andavo ad ammazzare con la pistola data dalla mia compagna mentre uscivo, quindi la rima, il guanto, quindi tutto il vestiario per poter uscire dalla scena, che era dato dalla potenza della situazione, delle amicizie, delle connessioni dell'hip hop. E quello mi è piaciuto un sacco, per me è la canzone più figa che ho mai fatto, più potente che ho mai fatto, ma non è stata percepita, forse anche perché era meno musicale. Oh, Però a me beh. piace anche Fioi, cioè nel senso, io sono tornato da Sì, sì, Bologna sì. dopo una gran bastonata, sono tornato da Fioi. Bologna, capito, situazione, raggruppo tutta la gente che conoscevo, andiamo a fare seratona al Molo 5 e il tipo mi fa fare il video, l'ex socio, Sì, 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 Diego De sì, Coll, che sì, continua sì, a fare il sì. vocalist, un saluto anche a lui, Sì, sì. e mi dà l'opportunità di fare il video dentro il locale, potentissimo, e lì ho detto voglio fare una canzone per i Fioi, quindi persone che non hanno niente a che fare con l'hip hop, che quindi non gliene frega un cazzo degli incastri, non gliene frega un cazzo della bellezza della scrittura, ma vogliono solo far festa. Io ero contento di essere tornato in zona, contento di far festa per i Fioi, ho voluto fare una canzone semplice, diretta, ignorante, per i Fioi, non era per me, era per i Fioi. E quindi ho fatto Fioi, e secondo me dal video alla canzone anche quella è
bellissimo. Sì, me la Potentissimo. ricordo bene perché ti ho montato il video, quindi Sì. l'ho risentita Migliaia di di volte. volte. Sì. Però è E assurdo che sono proprio le tue ultime canzoni, penso, no? Le fatte ancora dopo. Cioè, sarebbe stata lì si stava andando verso gli ultimi dischi. saranno tipo dopo 300 canzoni hai fatto quelle. Sì, perché immagina comunque una realtà dove nasce tutto da un ti devi andare a trovare e devi andare nelle case delle persone durante le feste e trovare informazioni rispetto adesso che magari vai su YouTube e ti dicono Sì, come registrare la qualità audio migliore, come far questo, hai 1000 rapper da poter guardare e quindi magari creare il tuo stile. Stai parlando comunque di una cosa che se si muoveva in maniera molto più lenta. sì, Quindi ovviamente è tutto molto più dilatato. esatto. Va Però ho bene. capito, lì te lo godevi di più, durava di più, Sì, è proprio questo il bello, che non comunque era un mordi e fuggi tutto quello che tu vivevi. hai proprio vissuto proprio pesantemente una cultura che non era, che per trovarla dovevi veramente romperti le balle, dovevi trovare, muoverti da casa, perdere tempo, ore e ore di macchina, trovare i posti, e comunque eri appunto, soprattutto all'inizio eri da solo, o al massimo col Mac, insomma, Sì. quindi eravate in pochi che credevate in sta roba, non è come dire boh, voglio fare il calciatore che bene o male tutti conoscono il calcio e ti muovi in una certa maniera, là veramente eri un pesce fuor d'acqua, insomma, no? Ecco. Boh, vuoi raccontarci qualcos'altro o chiudiamo? Ma a livello di, se parliamo di pop, sì, praticamente siamo arrivati Ti alla vorrei chiedere una fine. cosa che... Però se dobbiamo chiudere voglio precisare il perché ho smesso, perché non ho smesso per niente, se no se si vuole sì, andare anche un po' oltre, sì, la mia carriera prosegue in vai, altri vai. ambiti. E io purtroppo ho smesso perché non mi sono più trovato con il percorso che stava prendendo la scena. So che magari tanti mi dicevano e tanti magari penseranno anche adesso, lo devi fare per te. Ma io sono sempre stato un MC. Io ho sempre avuto il bisogno di andare alle serate, a vivere le serate, a poter salire su un palco anche 2 metri per 2 e poter dire la mia, ricevere merda se magari il pezzo faceva schifo oppure applausi se il pezzo piaceva. E io ho sempre avuto bisogno di vivere quella situazione là. In quel periodo stavano per morire quelle serate lì e stavano iniziando le nuove tipologie di serate che ci sono anche adesso, quindi serate discoteca dove hai l'amico che ti butta dentro o quello che magari scopre che in zona ci sei e ti dice guarda mi piace la tua roba, vedo che fai le robe seriamente, vieni ad aprirmi a un trapper del momento, allora lì fai serata. Stava nascendo tutta sta roba della trap, vedevo le unghie, cioè io 2016, stiamo parlando che avevo 33 anni, ne ho 21 Sì, adesso, sì. pensarmi a 33 anni a fare con le unghie colorate, sinceramente anche no, cioè per me puoi anche vestirti a principessa e andare sopra il palco, però per me tutto il mood complessivo di il mio stile, il mio rapportarmi, il mio far rap non combaciava questa cosa qua e quindi alla fine mi sono proprio sentito sempre di più al di fuori da questa realtà. C'è chi magari poi ha continuato, ha voluto, ha creato delle situazioni sue, ok, io ho mollato un po' prima, anche perché poi è subentrata tutto il mondo vocalist, eccetera. Quindi Certo. questo è un'altra cosa. Ti volevo chiedere due curiosità mie che non hai ancora citato, ma tipo Big Mike, che per me è un'altra icona veneziana, Sì. da dove è uscito? Cioè... Anche lì è un'altra bella, perché poi vedi, poi vai a pescare e ci sarebbero un sacco di cose da dire, però non te ne accorgi, stiamo già Sì, parlando infatti. Sì, da cazzo un'ora sì. e più. Vabbè, dai. No, Big Due Mike è stato velocità. strano perché, come ti dicevo, andavamo in cerca delle jam. Andavamo, guarda, jam sabato pomeriggio, poi ce n'era una la sera, facciamo sia sabato pomeriggio che la sera. Andiamo sabato pomeriggio su sto locale, penso zona Treviso, che c'è scritto Jam, Italia, c'erano sti gruppi, ho detto domani andiamo a beccare anche sti gruppi che scopriamo una realtà.
ed è una serata tipo sudamericani che facevano dembow, reggaeton, e mi trovo sto qua con sto dialetto, sto rapper, con sto dialetto veneziano che reppava, ma sentivo che era ancora grezzo. Su che anni siamo qua? Credo 2006, Ok, 2006, sì, 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 2005. sì. Penso che avevo ancora No, la voce rido da sì perché lui si 5 sente parecchio l'accento veneziano, appunto essendo sempre di Venezia non era così No, no, raro anche insomma. lui aveva iniziato così per conto suo, si muoveva, aveva ai tempi stava con la Dania, una ballerina, saluto anche lei, una maestra di ballo attualmente, Che stava lui è con proprio lei. veneziano Sì, sì, comunque. sì, Saccafisola. E l'ho conosciuto lì e finito, insomma, ha fatto anche due pezzi, credo non gli avevano lasciato tanto spazio, però come me, cioè, cercava di ritagliarsi il quadratino e gli ho detto guarda che noi giriamo, facciamo, brighiamo e gli ho detto cavolo ci sono. Cioè, subito è stato disponibile, poi insomma Fio Oro. Abbiamo iniziato da subito praticamente, penso anche dalla settimana dopo, abbiamo portato a Rovigo, abbiamo fatto conoscere gente, quindi anche lui ha iniziato, ha fatto molte domande, ha iniziato a capire un po', ad affinare un po' la tecnica, capito? Però non avete mai fatto, cioè, crew assieme, qualche progetto, Sì, sì, no? sì, abbiamo anche Ah, lavorato assieme, dopo io gli ho ah, fatto la seconda voce, insomma, abbiamo collaborato assieme, lui nei miei dischi, nei miei progetti e viceversa, mi ha fatto fare un sacco di live, Lido mi ricordo, Venezia di fianco a Rialto, insomma, è stato un bel periodo, ok, veramente un bel periodo. Eh, Big ok. Mike, sì. E l'altra domanda? L'altra domanda, ma tu hai, e dopo basta, dopo ci salutiamo, la curiosità sempre mia, ma tu hai seguito il percorso di Fix da quando, tra virgolette, è diventato famoso a prima? Beh, io ho conosciuto sempre Fix prima, quando era Anch'io. PB, e dopo, quando ha iniziato a diventare un po' famoso, e dopo io mi sono allontanato Ok, completamente. Non era, cioè, ma prima che facesse, quando era da solista o quando era sulla SED, ti era allontanato? no, da quando era solista. Ok, Quando ha quindi iniziato ad essere già... solista ho capito un po' il personaggio e non fa per me. Vabbè, Forse proprio durante una serata al Django sono sceso dal palco e lì ho detto io ora come ora non ho più niente a che fare con loro. Ma non in maniera cattiva, nel senso, cioè è consapevolezza. vabbè. Consapevolezza che loro andavano su altri ritmi, altre situazioni, però insomma eh, hanno sempre spaccato. Cioè. Fix, secondo me, fatto bene in quel periodo là della canzone Fatto bene, Ah, ok, sì, prima di poi iniziare a avere quei video un po' più strani con le souls, parrucche, non so se ti ricordi che poi ha provato a fare della roba sperimentale con tipo le trash, chitarre, sì, trash, cioè sì. quella parte prima lì secondo me è la parte migliore di Anche Fix. secondo me piaceva di più. C'era Poi, quell'hardcore buarotto, volgare che ci poteva stare. sì, sì, sì. Va bene. Oh, Mas, io ti ringrazio Grazie a dell'intervista, è te per stato un l'opportunità. piacere e tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, iscrivetevi al canale e ci sentiamo alla prossima. Ciao. Iscriviti al tuo gruppo.